basta, bisogna fare piazza pulita e integrare con qualcosa di nuovo queste tazze. Ci tenevo a farvi vedere queste cosine che mi sono arrivate perché insomma, se no non mi ricordo mai. Oh, c'è l'umidità che sta salendo laggiù. Oh, Pippo che fa pane. Non posso non farvelo vedere. Ma che carino. Ehi Pippo, che bei panini che fai. Che dolce. No, è troppo dolce. Questo qua prende il sole. Ciao. È che sente il rumore dell'elicottero, allora è attratto, vero? Eh sì, qua devo ancora mettere il tappeto. Sapete che io di solito in questa stagione metto il tappeto. Però non averlo è veramente comodo perché riesco a tenere molto più pulito il pavimento. Quando si ha il tappeto bisogna pulire anche il tappeto, cioè è una cosa in più da pulire. È bello perché fa arredamento comunque, e scalda un po' la casa, cioè ti fa arredamento. Però ne ho uno bellissimo di tappeto, ma non posso metterlo perché se no i gatti me lo ridurrebbero un disastro, perché è uno di quelli leggeri leggeri e quindi praticamente troverei il tavolino là via insieme al tappeto o in cucina addirittura. Sì, sì, perché qua sti gatti fanno quello che vogliono. E vabbè, questo tiragraffi è una bomba. Se volete un tiragraffi, questo ve lo posso consigliare insieme all'altro. L'altro lo stanno utilizzando tanto, all'inizio erano un po' indecisi, quello di là in salotto, però poi adesso lo stanno usando tantissimo. Ma è ancora là fuori l'elicottero? Sì, sì, eccolo là, sì, 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 sì. Quindi non vado a fare la passeggiata dove voglio andare perché ci sarebbe l'elicottero in mezzo, eccolo là in mezzo ai rami. Comunque, neve fresca freschissima lassù. Lì è 2100 e ha fatto tanta neve, sopra i 1800, ha imbiancato molto bene. Guardate finalmente gli alberi con un colore autunnale. Che foto che verrebbe fuori qua, guardate che roba, yeah. Peccato che ci siano tutti sti fili, mamma mia, in mezzo. Vabbè, verrebbe fuori una foto bellissima, anche così, guardate che bella. Peccato per questo palo in mezzo. Quindi, oltre a pensare cosa mangiare, penso anche a accendere il fuoco e a cosa fare pomeriggio. Sapete cosa vorrei fare? Vorrei mettere il semipermanente. Ci avevo già pensato l'altro ieri a metterlo e invece poi ho fatto altro. Avevo fatto altro. E ci sto pensando. Dovrei sistemare ancora un po' il giro cuticole però. Perché io ho sempre cuticole, le ho tolte l'altro giorno, ma veramente crescono fuori misura. Non so, vabbè, comunque dai, ci penso su cosa fare. In caso vi aggiorno se faccio questo lavoretto delle unghie. È tantissimo che lo dico nei vlog. Dovrei fare quello, non lo faccio mai. Vabbè dai, su, pronti partenza via, che combino qualcosa di utile. C'è la macchina ghiacciata, vetro decisamente congelato, ma qui ho messo la copertina. Guardate tutta che brilla. Volevo farvi vedere il cielo, cioè non so se mi spiego che cielo c'è questa mattina. Wow. Ok, ore quasi 5:30, insomma, di pomeriggio. Ho appena finito il corso, l'altra lezione. No, volevo farvi vedere il cielo. Ma si è già schiarito, era più rosso prima e ho detto aspetta che faccio vedere subito il cielo, invece ora che ho preso la macchina fotografica. Adesso quasi quasi io vado diretta a casa e non mi fermo da nessuna parte. Oggi è non vi ho neanche detto che giorno, oggi è il 29, giovedì 29, domani ho l'ultima parte del corso. Avrò l'ultima parte del corso, questi verbi, mamma mia, queste coniugazioni che non esistono più.
e, e domani sarà la parte finale, insomma, quindi ce la farò a finire prima o poi. Ancora domani. Sono praticamente all'autoparco, dove tutti i camionisti si fermano, parcheggiano i camion, hanno anche i box, ci sono i bagni, un po' di tutto, insomma. Va bene, e niente, quindi adesso io parto, avviso Franz che ho finito il corso, tra l'altro, e ho fatto richiesta di una giacca per l'inverno, per il lavoro, e teoricamente anche delle scarpe antinfortunistiche, perché io dovrei averle quando esco dall'ufficio dove sono, e siccome mi capita spesso di uscire e di dover girare, le terrò là in ufficio, al bisogno le metterò e uscirò, insomma, ecco. E boh, dai, questo è quanto, quindi non ho altro da dirvi, se non che in realtà io avrei un po' di fame, però penso di andare diretta in autostrada. Sono le 6:30 e io sono pronta per andare a lavorare. Non che abbia voglia per oggi. Sono stanca, ho avuto difficoltà ad alzarmi. No, Pepe non può venire fuori. Sì, ho avuto veramente difficoltà. No. Ciao puzzoni. Però se si deve, si deve. Non c'è scampo. E niente. Anche oggi mi aspetta un'altra giornatina. Mi dispiace non avervi risposto a tutti ai commenti sotto il video di Shein. Beh, forse quando vedrete questo video sì. Però, cioè, mi dispiace non rispondere subito e mi dispiace soprattutto su Instagram non riuscire a rispondervi. E vi lascio solo il cuoricino, ma per me sta diventando un po' impegnativo questo lavoro. Cioè, questi giorni più che altro. Mi sto mettendo le scarpe, non il lavoro in sé. Sono questi giorni che sono impegnativi, quindi niente. Tanta pazienza, ho il fiatone, ho mal di testa come sempre e adesso vado al lavoro. Pronti partenza, via. Sì, dai, andiamo, su. Eccomi qua, mezzogiorno e qualcosa, ma sono di corsissima. Aspettate che vi appoggio un secondo. Oh mamma, cosa ho fatto? Guardate cosa ho fatto, la schiuma. Mi sono dimenticata. È bello che sentivo di avere l'acqua aperta, però boh. Ecco svelato l'arcano. Sì, sono, dicevo, abbastanza di corsa. Mi porto questo con me. Questo lo laviamo. Perché devo andare giù al corso. Solo che cerco di passare un 10 minuti a casa per sistemare i gatti, perché Franz oggi non viene a casa. Mi rabbocco l'acqua, cioè la riempio di nuovo, la nuova borraccia che non avevate neanche visto, del marchio, di questo marchio, Honey Holly. E ok, cioè mi sono accorta appena adesso che praticamente io oggi non ho bevuto acqua, perché oggi ho lavorato come una deficiente. Sì. E niente, quindi mezzogiorno e 16 devo partire assolutamente. Mi preparo giusto qualcosa da mangiare, nel senso un po' di pane con qualcosa, e vado via perché sono già in ritardissimo. Perché non vorrei arrivare giù giusta, vorrei arrivare giù a Vittorio Veneto un attimo in anticipo. Ecco, a panna a pranzo sto dando questo integratore di probiotici. Questo qua l'ho trovato Dottor Molecola, l'ho trovato su Amazon, ha delle ottimissime recensioni
e quindi ho deciso di prenderlo per lei, che comunque ha problemi con l'intestino eccetera, di sicuro male non le fa e effettivamente non le sta dando problemi, per cui... E poi utilizzo l'altro per la cistite, che adesso devo dirvi che è praticamente guarita, con un integratore, senza andare dal veterinario, che sicuramente sarebbe costato almeno un 30-50 euro solo per la visita e magari qualche medicinale. Perché non solo in montagna ci sono dei tramonti belli, anche qua a Vittorio Veneto, che bello, no, è stupendo, è davvero bello da vedere, wow, guardate che foto che viene fuori qui, stupenda, tutti i profili, bellissimo. Vabbè, niente, io adesso vado un secondo all'Ipertosano e cerco di stare poco. Adesso parto, ho appena finito il corso, ho fatto il test. Non sono riuscita a rispondere a tutte le domande, erano 40, ma a me serve tanto tempo per ragionarci sopra, per capire cosa sto leggendo, perché soprattutto se c'è qualcuno che parla non riesco a concentrarmi e quindi mi ci vuole tanto tempo per capire la domanda e riuscire a rispondere. E infatti la metà non le avevo fatte, cioè ne avevo fatte un po' più di metà e tutte le altre poi abbiamo corretto insieme fortunatamente, quindi sono giuste per forza. Spero di avere segnato giusto le cose, vabbè, insomma. Questo qua per il sole non serve più e niente, adesso... Ah, ma già meno 20? Caspita, no, non è meno 20. Ho il telefono qui. Dov'è il telefono? Io perdo tutto. Eh sì, è già meno 20, alle 6. Oh mamma, abbiamo fatto 10 minuti in più di... 10 minuti in più di corso. No, vabbè, qua ho un brufolo. È perché abbiamo iniziato comunque anche un po' più tardi, quindi... Adesso vado all'Ipertosano, sì. Ho freddo in questo momento. Non è caldo neanche qua giù. Beh, 13 gradi, ma è umido. È umido, si sente tanto. Vabbè. Adesso vedo di non sbagliare strada perché ieri sera... ieri sera, che ridere, ho sbagliato strada. Per fortuna non ero qua giù, ero su vicino a me. Cioè vicina relativamente. C'erano le frecce, indicavano la strada giusta, ma ho detto, ma vabbè, io vado solita strada. Sì, sono dovuta tornare indietro, fare il giro dell'Occa per prendere la strada, la deviazione, perché a Longarone si può solo andare verso Belluno, per dire verso l'autostrada, ma non si può salire, non si può andare verso il Cadore, passando per Longarone. Bisogna fare la deviazione che si passa per Longarone Fiere, giù dove c'è la scuola, l'alberghiero, eccetera, no? E vabbè, ieri ho sbagliato strada, già ero stanca, non ne potevo più, sbagliato anche strada, a posto, siamo. Vabbè, dai. Comunque adesso vado. Che brutto questo buio a quest'ora. Rimpiango l'estate, che non mi sono goduta per niente, ma rimpiango l'estate. Per la luce, tanto per la luce, perché a me il buio mette una tristezza. Va bene, dai, vado. E questo corso è fatto, sì, finalmente è finito. Non devo più viaggiare così come una deficiente, lavorare la mattina, neanche pranzare, arrivare subito qua, fare il corso, andare a casa la sera, cioè... Sono state 2 giornate molto intense, ma ce l'ho fatta passarle, quindi va bene, va benissimo. E poi, insomma, dovevo farlo obbligatorio. Non è che si possa fare tipo come una volta, ad esempio... Io mi segnavano che ero presente, ma io non ero presente e mi segnavano che avevo fatto il corso. In questo caso non si poteva fare. E quindi no, perché è una persona abbastanza pignola come me, la collega, diciamo. Quindi sì, è mia collega alla fine. E però è anche insegnante. E quindi devi essere presente, punto. E non si discute. Si è accesa un'altra luce. Ma questa è perfetta per fare i video, grazie. Ma mi avete letto nel pensiero? No, mi hanno acceso una luce apposta. No, vabbè, dai. Sto delirando. Sono proprio stanca. Ho un po' di mal di testa, ma adesso vado a fare spese.